lago di Garda è maggiormente conosciuto per le sue spiagge, per il suo lungo lago con i diversi centri storici, per la movida, per i sentieri panoramici sui monti circostanti, per gli sport acquatici e per le altre attività sportive talvolta estreme come il parapendio, il downhill e l'arrampicata su roccia. Sono forse poco considerati i borghi ricchi di angoli suggestivi presenti lungo tutto il perimetro del lago e talvolta anche in posizione collinare. Oggi abbiamo occasione di visitare alcuni di questi piccoli centri abitati. Crero è una piccola frazione del comune di Torre del Benaco, situata sulle pendici del Monte Baldo, nel cuore della Riviera degli Olivi. Con i suoi 135 metri di elevazione rispetto al livello del lago, Crero gode di una vista mozzafiato che abbraccia gran parte del lago di Garda. Numerosi sono i sentieri che portano a questa frazione. Tra i più importanti percorsi vi è il Giro del Crero, che con i suoi 18 chilometri percorre le antiche strade che un tempo collegavano Crero, Albisano, Torre del Benaco e Garda. La visita alla Fontanella del Borgo è d'obbligo perché qui possiamo trovare la chiesetta dedicata a San Siro e un bellissimo panorama sulla parte nord del lago e sulla frazione di Pai di Sopra.
Castelletto è un piccolo paese turistico e di villeggiatura nel comune di Brenzone. Il paesino si sviluppa in parte sulla sponda del lago lungo la statale Gardesana Orientale e in parte verso la montagna dove le case si affacciano lungo stradine medievali ciottolate tra antichi archi e corti private. Questa parte del paese è alquanto caratteristica e principale punto di partenza verso i sentieri del Monte Baldo. Lungo la sponda, Castelletto offre belle passeggiate lungo lago.